Quello che vediamo in questi 18 mesi rispetto ai 18 mesi precedenti è stata una contrazione significativa dell'export trevigiano, quindi parliamo di circa 130 milioni di euro naturalmente, con circa un 21% in meno in diversi settori. La guerra tra Russia e Ucraina ha avuto un forte impatto sull'export della marca trevigiana, che ha perso oltre 131 milioni di euro in 18 mesi. Il presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Oscar Bernardi, chiede al governo di sostenere le imprese esportatrici che producono beni di lusso e di qualità apprezzati dai mercati russi e ucraini. Tra i settori più colpiti ci sono i macchinari, i mobili e le apparecchiature elettriche. Treviso è la seconda provincia in Veneto per export, con il 24,3% del totale regionale. La provincia di Vicenza ha subito la diminuzione più significativa in regione, al secondo posto la Marca. I settori coinvolti sono in primis appunto direi tutta la parte di macchinari, attrezzature, diciamo della meccanica e dell'automazione in generale. Poi chiaramente c'è anche il comparto legato alla moda in tutte le sue sfaccettature, quindi non solo abbigliamento in senso stretto e beni di consumo come tendiamo a pensarlo, ma certamente anche l'occhialeria, le calzature, il tessile in generale, poi anche naturalmente i mobili e tutti gli arredi, la parte appunto legata alle costruzioni, ma lato appunto arredo casa. In decrescita anche l'export delle apparecchiature elettriche utilizzate negli ambienti domestici e industriali. Che fanno registrare un meno 54,9, quindi insomma siamo a ridosso del 55%.